Se il verde di argini, aiole, rotatorie e parchi ha destato preoccupazione sin da febbraio, ora anche il verde indesiderato, ossia quello che cresce in strada, comincia a dare seri problemi. Ad essere colpite sono tutte le parti della città, ma sicuramente la situazione più impattante si registra in centro. Lungo le piazze e lungo le strade dove ogni giorno passano centinaia di padovani e turisti, la percezione è quella di un'area lasciata a se stessa. Piazzetta Sartori, piazzetta Terrani dinanzi allo storico Teatro Verdi, via Santa Lucia, via da Carrara tra piazza Capitaniato e la chiesa di San Nicolò e ancora via Accademia dietro al Duomo, senza dimenticare le riviere. In conferenza stampa il sindaco ha affermato che la rimozione del verde indesiderato è stata complicata dal veto di Bruxelles sui diserbanti classici, ma che proseguirà con diserbanti di seconda generazione e che entro il 15-20 settembre la città tornerà a brillare come uno specchio. Dunque, intorno al 25 torneremo a controllare la situazione. Swisher Channel News, Padova.